Noventa Padovana è la soglia, la porta che unisce città a campagna, Padova a Venezia, terra e acqua. Ed è qui che la riviera del Brenta inizia o finisce, con grazia e solennità. Un luogo dove ogni pietra ha memoria e ogni villa una storia da raccontare. A Noventa Padovana l'arte non è solo conservata, ma è vissuta ogni giorno. Ne parliamo con la dottoressa Flora Thibot. Buongiorno Assessore. Buongiorno Ida, ben arrivata a Villa Vendramin Calergi Valmarana. Hai detto proprio bene, perché questa villa, l'obiettivo per quanto riguarda l'amministrazione è quella di farla vivere. Cosa vuol dire farla vivere? Fare in modo che tutta la cittadinanza possa godere della sua bellezza, ma non solo. La sua bellezza non solo architettonica si intendeva, la bellezza che può dare attraverso gli eventi che vengono organizzati in villa e davanti al giardino, meraviglioso giardino della villa, e poi soprattutto dentro alla villa, perché la villa è uno scrigno pazzesco. E vi lascio un attimo sospesi per suscitare la curiosità per gli eventuali prossimi visitatori che noi accogliamo a piene mani a Noventa Padovana. Cosa dici Ida? Entriamo? Entriamo subito e portiamo con noi anche il nostro pubblico. La Villa Valmarana, una villa del 1700 sviluppata in 2 piani. Cosa succede qui proprio perché sia vissuta questa villa? Allora Ida, si diceva prima eventi, non solo eventi culturali ma anche eventi istituzionali. Qui la nuova amministrazione ha deciso che cosa? Di svolgere il Consiglio Comunale proprio in questa sala. Poi abbiamo adibito un'altra sala vicina dove ci riuniamo in giunta. Ma oltre a questi, quelli più importanti e quelli cui teniamo io in particolar modo essendo assessore alla cultura, sono gli eventi culturali. Direi di andare al piano superiore perché è veramente il piano più bello e da ammirare. Saliamo. Ecco Ida, in questo meraviglioso salone, il Salone Nobile, tanti eventi culturali. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare questo salone proprio per dare risalto alla cultura, quindi libri, quindi musica, quindi teatro e poi anche visite guidate, perché questo è un luogo magnifico. Sì, un luogo tutto da scoprire così. Era il 1700 e qui i patrizi veneti venivano a trascorrere le vacanze e in questo salone ballavano. Una storia che ci racconta la dottoressa Daria Palmisano. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. La vediamo già da questi affreschi preziosissimi che qui era un salone di festa. Assolutamente. Noi ci troviamo nel Salone delle Virtù, affrescato da Andrea Urbani. E il Salone delle Virtù fa parte di una delle pagine biografiche, artistiche di questo grande affreschista e pittore del Settecento, che a Noventa Padovana, in maniera particolare nella Villa Vendramin Calergi Valmarana, dove adesso ci troviamo, ha dato sfoggio di tutte le sue tecniche e di tutta la sua bravura e creatività. Il Salone delle Virtù, o il salone insomma principale, era adibito alle danze, alle feste e come vedete è completamente affrescato, sembra di essere in un teatro, perché insomma Andrea Urbani era anche un grande scenografo. I riquadri che vedete insomma riprendono tutti la stessa tematica, ci sono ambientazioni marine, quindi ambientazioni lacustri e ambientazioni fluviali, proprio perché l'elemento acqueo a Noventa Padovana aveva una rilevanza importante e quindi lui la riprende in tutti insomma i riquadri. Ci sono appunto rappresentati anche queste sculture bronzee che sono praticamente affrescate e rappresentano la lotta del bene contro il male, della
la natura che praticamente viene addomesticata dall'uomo. Un'altra caratteristica importante, una bellezza importante di questo salone sicuramente è il soffitto sansovino cinquecentesco che si mantiene assolutamente in perfetta forma. Il pavimento è alla veneziana, anche questo insomma ben conservato, e se notiamo su ogni porta delle altre sale in cui entreremo vi è un sovrapporta in cui è dipinto e affrescato una virtù per ogni porta, che dà il nome praticamente a ciò che ritroveremo in ogni stanza. Tra le tante sale della villa, pensate, sono ben 11, degna di grande nota è quella delle cineserie. Entriamo adesso in un'altra pagina della storia affreschista e del pittore Andrea Urbani, la sala delle cineserie. La sala delle cineserie è una particolarità di questa villa perché intanto è la maggiormente conservata per gli affreschi e anche un po' in tutto il Veneto, diciamo, è una delle ville che ha una conservazione eccellente di questa tipologia. La cosa che possiamo notare è questo magnifico traforo, insomma, sul soffitto e sulle pareti, che sembra quasi che lo spettatore esca fuori o che il mondo entra dentro. Era una delle caratteristiche di Andrea Urbani. Una particolarità, se ci avviciniamo a questo riquadro, e notate la zampa dell'elefante è una zampa antropomorfa, cioè a forma di piede. Questo perché? Perché ovviamente all'epoca Andrea Urbani aveva sentito parlare degli elefanti ma non ne aveva mai visto uno, per cui insomma aveva dipinto la zampa come un piede, a differenza invece del vaso cinese suppellettili che nelle case dell'epoca invece erano già presenti. Villa Valmarana è un esempio di sobria eleganza, mentre Villa Giovannelli Colonna, con la sua scalinata a 2 rampe e la facciata scenografica, fu teatro di incontri storici, tra cui si narra anche il passaggio dell'imperatore Giuseppe II. Identitaria presente nello stemma comunale di Noventa Padovana è Villa Giovannelli, vero dottoressa? Certo, Villa Giovannelli Colonna è una delle ville più imponenti della riviera del Brenta. Dovete immaginare che apre o chiude la riviera del Brenta in base a come vogliamo vederla, e ce n'è una speculare a malcontenta dal punto di vista architettonico. Si distacca infatti dalle altre tipologie delle ville presenti a Noventa. Ha un'impronta palladiana, però la sua caratteristica è proprio l'imponenza. Perché è così imponente? Perché dovete sapere che Villa Giovannelli è l'unica villa che non è stata voluta da patriziato veneto originario. La famiglia, insomma, che l'ha edificata era una famiglia di ricchi mercanti bergamaschi che, arrivati qui in Veneto, avevano bisogno di acquisire un titolo nobiliare. Avevano da parte loro molte ricchezze, Venezia in quel momento aveva bisogno di rimpinguare le proprie casse e ci fu uno scambio. Acquisirono quindi il titolo nobiliare e Venezia acquisì giustamente i soldi che aveva bisogno per tirare avanti, insomma, un po' la carretta. La villa, come vedete, ha questa importantissima scalinata che ha una storia importante. La facciata originaria non aveva la scalinata nel momento in cui fu edificata. La scalinata è qualcosa di posteriore. La caratteristica è che la scalinata è contornata da una serie di statue che rappresentano i 5 sensi e arrivano praticamente all'alto dominati dalla dea Atena, che è la ragione, quindi ha un significato allegorico, la ragione che domina i vari sensi. La villa è aperta in determinati periodi dell'anno e noi vi facciamo vedere solo il primo salone che voi potrete venire a visitare, dottoressa. Questo salone è il cosiddetto salone dell'effetto wow, perché i visitatori e gli ospiti, anche in epoca settecentesca, quando arrivavano dalla scala, insomma a chiocciola dal piano terra, avevano proprio questo effetto di meraviglia, di grandezza, di dimensioni, perché è un salone a 2 piani e poi totalmente affrescato, come potete vedere. Noventa Padovana è la soglia della riviera. Chi arriva qua entra in un mondo antico che ci presenta il suo sindaco Marcello Bano. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera, grazie intanto per essere venuta qui. Allora,
Villa Giovannelli, la villa, una delle ville più belle della Riviera del Brenta, presente nel gonfalone del comune di Noventa Padovani. La porta d'ingresso della Riviera del Brenta, il punto in cui noi stiamo lavorando per entrare nell'UNESCO, quindi il patrimonio dell'umanità, insieme a tutte le meravigliose ville della Riviera, compresa Villa Pisani. E da qui parte questo percorso che vede coinvolti noi sindaci, io e i miei colleghi, soprattutto Marco Dori, ad entrare nel patrimonio dell'umanità come UNESCO. È un lavoro molto complicato, molto difficile, sulla quale noi riteniamo di non aver nulla in meno rispetto ai meravigliosi Castelli della Loira e per il quale noi ci stiamo battendo, grazie alla Regione Veneto, per portare a casa questo risultato. Sindaco, si conclude con questa meraviglia alle nostre spalle, le 11 puntate dedicate ai comuni della Riviera del Brenta. Io direi che non è una conclusione, ma è un punto di partenza, un punto d'arrivo per il futuro, perché qua noi abbiamo il centro della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni, di questo meraviglioso paesaggio che noi dobbiamo difendere, tutelare e soprattutto valorizzare per chi verrà dopo di noi. Da qui si entra e si riparte dentro un mondo meraviglioso. Noventa è la carezza che la città fa alla Campania. È la prima nota di una sinfonia d'acqua e pietra, un luogo che ti accoglie con grazia e ti accompagna verso l'incanto della riviera.